Da questa mattina, come vedete, gli operai sono al lavoro per chiudere provvisoriamente questa zona in attesa dell'intervento definitivo. Dopo i vandalismi nelle palestre e gli incendi appiccati il 27 dicembre e la notte del 2 gennaio all'interno del parco Nuove Gemme di Spinea, dietro il pattinodromo, il comune ha deciso di intervenire tempestivamente per impedire che accada nuovamente e rassicurare i residenti preoccupati. Ci siamo adoperati per chiudere questo ricettacolo che è diventato appunto un covo di ragazzate, praticamente vengono qui la notte e probabilmente per passare il loro tempo si mettono a creare danni a quelli che sono gli immobili, i danni appunto agli edifici pubblici. Non è successo solo qui, hanno cercato anche di entrare all'interno delle palestre. Adesso ci stiamo adoperando perché è necessaria ovviamente l'autorizzazione paesaggistica per poi chiudere definitivamente in muratura questo angolo qua che verrà ovviamente riqualificato, anche perché una cosa importante, noi ad agosto abbiamo portato a casa 2 contributi importanti per il pattinodromo perché andremo ad efficientarlo, quindi non solo la parte di efficientamento energetico della struttura, ma andremo anche a riqualificarlo anche in vista poi della conclusione dei lavori della nuova scuola media. Inoltre sarà potenziato il sistema di videosorveglianza. Dal 2025 tutte le strutture pubbliche avranno un controllo degli accessi e anche un sistema di videosorveglianza dedicato proprio. Ad agire con tutta probabilità sono le stesse persone, un gruppetto di minorenni provenienti da contesti familiari di disagio sociale e noti alle forze dell'ordine. Il comune ha già presentato denuncia. Le denunce sono state fatte subito fin dall'inizio, anzi una raccomandazione da parte del prefetto è anche ai cittadini di fare le denunce quando appunto succedono casi come questi, che in questo modo le forze dell'ordine, poi ci muoviamo anche noi di conseguenza, le forze dell'ordine in questo modo hanno ovviamente sotto controllo e monitorano la situazione. In questo caso specifico comunque le autorità giudiziarie sono già ovviamente al lavoro da tempo, da mesi e quindi la situazione comunque è monitorata dal comando dei carabinieri qui di Spinea. Per accendere i fuochi, i vandali hanno utilizzato i libri della casetta per il book crossing, aprendo la teca e dando fuoco al contenuto, rovinando anche sedie e panchine.